Anche con la zona gialla, i caffè storici di Piazza San Marco restano chiusi. La mancanza di turismo pesa troppo sull'economia lagunare e l'apertura dei confini comunali non basta. Per determinate località senza turismo non si sopravvive, come hanno testimoniato in tutta la loro disperazione alcuni commercianti di Abano Terme, che si sono radunati davanti alla protezione civile per chiedere aiuto al governatore Zaia. Noi abbiamo portato, con questo gesto simbolico, le chiavi dei nostri negozi perché appunto in queste condizioni è impossibile lavorare, quindi tanto vale che le consegniamo, insomma, alle istituzioni nella speranza che appunto vengano sensibilizzate. Questa pandemia ha comportato una crisi economica generalizzata, una perdita di fatturato di più dell'80%. Questo perché? Perché noi commercianti aponensi lavoriamo prevalentemente con il turismo. Nello specifico, l'attività di Giulia è strettamente collegata a quella di lavorazione del vetro di Murano, altamente in crisi. Neanche il settore veneziano sta andando bene e quindi c'è il problema che anche io non riesco più ad offrire la qualità che il mio cliente si aspetta. Non riescono a lavorare e le fabbriche sono quasi tutte chiuse. Non ce la facciamo più economicamente a sostenere tutte le spese che ci sono imposte nonostante non ci siano introiti e incassi. Ad oggi i commercianti non hanno visto alcun ristoro, di qui la richiesta d'aiuto. Noi chiediamo un sostegno economico, un sostegno, alle terme, anche una politica diciamo, perché in questo momento noi non vediamo la luce fuori dal tunnel, non vediamo la soluzione, di questa crisi. Chiediamo al Presidente di farsi interprete del problema di una delle principali mete termali in Europa, se non la principale, perché appunto si tratta di vita o di morte a questo punto per il nostro territorio.